Ma l'idea è nata dall'intendimento di creare una relazione tra l'appuntamento olimpico del 2026 e le ormai lontane Olimpiadi del 56. Naturalmente la parte preponderante della mostra riguarda le Olimpiadi che si sono svolte a Cortina una settantina d'anni fa e abbiamo cercato di mettere in evidenza tutti gli aspetti più interessanti di quella competizione, quindi non solo gli aspetti sportivi ma anche tutto ciò che fece da cornice alla realizzazione di questo appuntamento, che fu molto impegnativo, anche perché non va dimenticato che l'Italia ospitò quella edizione delle Olimpiadi a pochi anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi fu anche dal punto di vista organizzativo, oltre che sportivo, una sfida di notevole spessore.